Nel nostro lungo impegno ultradecennale nel campo giornalistico, radiofonico, televisivo, della carta stampata e ultimamente anche per quanto riguarda i social network e i siti internet, non siamo soliti farci dei complimenti o comunque esprimere sempre delle piaggerie, però siamo contenti, nel senso che con la ripresa di Target sono molti i contatti che riceviamo, sono molte quelle che sono naturalmente anche le richieste di partecipazione alla nostra trasmissione e come è importante che voi ci seguiate. E noi diciamo sempre che è il nostro obiettivo, il nostro target appunto è quello di dare voce e di amplificare quelle che sono le piccole grandi situazioni del nostro territorio affinché possano raggiungere il pubblico più vasto possibile, come grazie all'emittente Televideo Agrigento, alla lungimiranza degli editori e del direttore riusciamo tra mille difficoltà a fare. Televideo Agrigento in tutta la Sicilia, sull'LCN 92 del digitale terrestre, Target con voi anche questa settimana, la 12ª puntata di questa stagione, per offrirvi ancora uno spaccato della società agrigentina nel senso lato, cioè nel senso provinciale, e a volte andiamo anche oltre. Parleremo di argomenti importanti e spero che nella canonica ora di trasmissione possiate seguirci e naturalmente far sì che il nostro parlare, il nostro proporci sia anche di vostro interesse e gradimento. Detto questo, passo subito a presentare gli ospiti della puntata di questa sera. Iniziamo con Carmelo Castronovo, lui è il presidente di ANPI Favara, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Proseguiamo con il mio compagno di scuola al liceo, Elio Di Bella, lui è uno studioso, un ricercatore, uno scrittore. E poi con Manlio Cardella, nella qualità di presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. E abbiamo anche un'altra bella realtà agrigentina, il Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio. Lui è il presidente provinciale Domenico Bruno. Salve. E poi il nostro ospite musicale Angelo Navarra. Elio, quanta acqua è passata sotto l'Agragas, non so se ne passa ancora, se è in secca, dico, dal lontano 1978 quando ci siamo maturati al liceo Empedocole. Già, lo stesso esame di maturità era molto diverso. Un esame di maturità, ma quest'anno credo che sia un po' ritornato, o no? Ci sono le 2 prove scritte, ci saranno le 2 prove scritte. Guarda, ci ti saranno confesso gli orali. che siccome sono in pensione io in realtà non lo so più come vanno le cose. Ma ti ricordi la notte prima degli esami? Sì. Ma era stata tranquilla veramente la mia, sì. Ti confesso che per prepararmi sono stato un mese in seminario con un nostro compagno di scuola che era seminarista, studiavamo insieme. Ho capito. Io invece sono stato in discoteca, no, nel senso che, ma poi si è visto il risultato, insomma, lui ha preso 60, io ho preso 36, quindi diciamo che... Si è andato in discoteca. il prodotto poi è quello, no, nel senso che per fortuna con Elio ci conosciamo da... Ma tu ricordi che avevo preso 60 addirittura? Ricordi che avevo preso il massimo? Uno dei più bravi, insomma, sì, tu insomma. Assieme c'era Laura Messina, credo, sì, Leia Coponelli. Coponelli, sì, vabbè, lasciamo stare, okay. Dai. Elio, una storia da riscrivere, perché ci sono stati errori? No, perché io, siccome mi occupo da tanto tempo di storia agrigentina, e soprattutto leggendo documenti, soprattutto all'Archivio di Stato di Agrigento, insomma ricostruendo pian piano tanti momenti della nostra storia, ho visto che noi non siamo poi quel popolo così moderato, così spento, col freno a mano nella storia. Noi abbiamo alzato molto spesso la testa contro potenti, sopraffattori, disonesti vari. Tu parli di Agrigento città o Agrigento territorio? Parlo di Agrigento città e nel mio libro comunque faccio anche riferimento a alcuni episodi avvenuti nel nostro territorio, per esempio a Racalmuto, a Santa Margherita Belice e in altre parti, ma soprattutto ad Agrigento. Una storia che ripercorre i 2600 anni di Agrigento? Sì, perché praticamente parto da quando gli Acragandini, no, punirono, lapidandolo,
il tiranno Falaride, che aveva condotto una politica abbastanza crudele, anche se aveva realizzato grandi conquiste, però non era molto amato. Gli agrigentini attuali come consumatori sono remissivi oppure, come dice Elio, vogliono un po' farsi valere la propria ragione? Maglio? Tentano di farsi valere nella misura in cui deve arrivare un elemento scatenante, una maxi bolletta non prevista. Ci vuole la calunnia, insomma. Sì, che se non c'è qualcosa di questo genere l'apatia è il massimo comune denominatore, questo è quello che possiamo cogliere. Ma gli antipatici di turno sono sempre acqua e spazzatura? Sono stati, per la verità, sì, acqua e spazzatura sono storici e sono due elementi che confermo essere quasi mai irrisolti veramente, sia dal punto di vista della qualità del servizio, sia dal punto di vista anche dei costi oggi elevati. Il costo della vita oggi in relazione a ciò che rappresenta il salario per chi ce l'ha, pochi nella provincia di Agrigento, le pensioni poche e insufficienti, il costo della vita è estremamente elevato. Io mi rendo conto che la percezione che noi abbiamo è di un diffuso disagio di centinaia di migliaia di famiglie, dove già basta una bolletta fuori dal comune per mettere in crisi un'intera famiglia. Approfondiremo questo discorso. Carmelo Castronovo, riallacciandomi sempre alla battuta iniziale con Elio Di Bella, un popolo insomma di ribelli, non che restano soggiogati, tu come presidente di ANPI Favara, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, hai potuto constatare che i partigiani sono anche agrigentini, sono favaresi, sono meridionali, sono siciliani. Sì, assolutamente sì, anche se diciamo è una scoperta relativamente recente, considerato che diciamo è 45, il giorno della liberazione risale ormai a 78 anni fa. E abbiamo scoperto molto gli storici, per la verità, fra i quali Pasquale Cucchiara di Favara. A Favara abbiamo scoperto 23 partigiani, che non sono pochi, considerato la distanza anche geografica, no? Considerato, ecco, stavo dicendo proprio questo, perché io l'anno scorso ho avuto la fortuna, secondo me, di celebrare il 25 aprile a Reggio Emilia, che credo che sia la patria della liberazione. Intanto la toponomastica, che dovrebbe rappresentare la nostra storia. La toponomastica di Reggio Emilia è piena di martiri del fascismo, è piena di partigiani, credo che non se ne siano dimenticati nemmeno uno. E vabbè, ci siamo anche noi dell'Agrigentino, noi siciliani. Ripeto, l'abbiamo scoperto perché di solito chi proveniva da una guerra per molti anni ha taciuto. Credo, mi permetto anche di fare l'esempio, credo anche tuo papà, faccio un esempio non a caso perché ho avuto il piacere di essere compagno di partito, ma soprattutto amico di Gaetano Moscato, che è il papà io chiamavo Zetano, che è il papà di Giuseppe, e con il quale avevamo un buon rapporto politico e di amicizia, dicevo. E insomma non era facile fargli parlare della sua esperienza di partigiano, del suo dopoguerra, era più facile parlare dell'attualità che non delle cose trascorse. Ecco perché, però ci sono stati, certo, e credo che ne scopriremo ancora. Parleremo anche delle iniziative che voi state preparando nel territorio agrigentino per conoscere anche Domenico Bruno e il suo amore per gli alberi e il paesaggio. Un cuore verde allora, Domenico? Sì, perché parte da lontano. La mia pendice dell'Etna, Nicoloso, ho iniziato sin da ragazzo queste battaglie per il Parco Nazionale dell'Etna, che poi dopo tanti anni si è realizzato, e poi ho vinto un concorso qua nel Corpo Forestale e mi hanno 40
nel 1975 mi hanno trasferito ad Agrigento, quindi ho fatto la professione di tutore degli alberi e del paesaggio. Il lavoro, ma anche l'amore, insomma, Sì, per ho fatto concorso, ho fatto un mestiere che mi piaceva molto, ecco. Ho combattuto questi reati ambientali, ora da pensionato mi occupo di questa associazione che si occupa di alberi. Si chiama CONALPA, che vuol dire Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio. L'abbiamo dedicato pure al giudice beato Rosario Livatino, perché era chiamava tanto i boschi agrigentini e la Valle dei Templi. Bene, poi parleremo anche delle vostre iniziative, di quello che avete fatto e di quello che preparerete, per conoscere anche Angelo Navarra, il nostro ospite musicale. Angelo, la canzone è il tuo vivere, insomma, il tuo essere. È una medicina per me. Io canterei dalla mattina fino alla sera. È iniziato quando eri bambino? Ma da bambino già mi piaceva la musica, però purtroppo ho iniziato molto da grande, perché molto avanti in età. Studio mestiere, andare a scuola di mestiere, quindi ho dovuto lasciare la musica per il lavoro. Ma adesso lo fai? Sì, adesso con passione. Non sono musicista, non sono canto, sono un autodidatto appassionato del canto. Bene, avremo modo di sentirti poi più tardi con alcune delle tue proposte. Questi sono gli ospiti di Target di questa sera, e adesso un po' iniziamo ad approfondire qualche argomento, come dicevo, con Elio Di Bella e questo suo studio su Agrigento ieri e oggi, e questa storia da riscrivere in positivo. Per molti aspetti in positivo, nel senso appunto che insomma, la vulgata tradizionale finora è stata che Agrigento appunto è una città dove l'apatia, l'accidia è dominante, e invece io appunto riscrivo alcuni periodi in particolare in cui dimostro che invece gli agrigentini hanno saputo alzare la testa con coraggio, anche in momenti molto importanti, e diversi di questi episodi hanno anche mutato profondamente la vita cittadina. Se gli agrigentini in qualche maniera non avessero reagito, non avremmo avuto anche l'attualità che abbiamo oggi. Per esempio, posso fare un esempio? No, lo devi fare, nel senso per entrare all'interno della tua teoria, insomma, che poi... Il fatto che noi siamo capoluogo di provincia deriva molto dal fatto che a un certo punto Agrigento, sotto i Borboni, viene individuata come capoluogo di provincia, ma pochi anni dopo i borbonici, per punirci, perché gli agrigentini avevano partecipato animatamente ai moti siciliani del 20 e del 21, rivoluzionari, il re aveva deciso di abolire la provincia di Girgenti. Ebbene, la reazione degli agrigentini fu veramente forte, e questo fu fondamentale, perché così abbiamo potuto mantenere quella possibilità che ancora oggi abbiamo, no? Di essere un centro politico-amministrativo. E allora essere capoluogo di provincia infatti significava avere la sede dell'intendente, che sarebbe, diciamo, in qualche modo molto simile all'attuale prefetto, avere una deputazione provinciale, avere un senato cittadino. Il porto di Porto Empedocle migliorò di categoria, ebbe privilegi che prima non aveva. Perché era il porto di Girgenti. Era il molo di Girgenti, e abbiamo avuto tutta una serie di servizi che hanno enormemente reso vantaggi straordinari alla nostra città. Bene, poi con l'Unità d'Italia il titolo di capoluogo è stato confermato, e quindi anche fino ad oggi. E insomma, questa reazione che allora gli agrigentini ebbero, in realtà spingendo un potente di allora a intervenire presso il re per rivedere questa posizione che era stata assunta contro Girgenti. Si trattava di Ugo delle Favare. Il suo mezzo busto lo possiamo vedere nel Teatro Pirandello, all'ingresso del Teatro Pirandello, e venne realizzato da un famoso scultore di allora, Villarreale, che, per concludere, poi realizzò anche una statua
al re Francesco I che gli agrigentini installarono nella piazza che oggi è sede del Circolo Empedocleo, ma che allora venne chiamata Piazza della Riconoscenza proprio perché gli agrigentini ebbero riconoscenza nei confronti del re che aveva ridato a Girgenti il titolo di capovalle. Questo è, diciamo, uno degli ultimi episodi che tu riscopri per rivalutare e far capire, insomma, che Agrigento e gli agrigentini non sono così dormienti e un po' assonnacchiati, insomma, come si vuol far capire. E direi che anche oggi, in fin dei conti, se il paese ci guarda e ci indica come capitale della cultura, penso che sia anche dovuto al fatto che ritrova una certa vivacità dalle nostre parti, no? Abbiamo saputo dimostrare, insomma, che ci sono tutti gli elementi per poter anche, conquistare insomma, le risorse umane, voglio dire, perché noi siamo sì la patria di Pirandello, di Sciascia, di Camilleri, eccetera, ma c'è un impegno culturale da parte di enti, associazioni, realtà varie che specialmente negli ultimi anni stanno dando frutti. Ce lo siamo meritati allora questo appellativo di capitale della cultura 2025? Io direi che dobbiamo dimostrarlo, nel senso che secondo me è come se lo Stato ci sfidasse a vedere se siamo capaci, perché è la terza volta che proviamo. È come se ci dicesse, vabbè, vediamo un po'. Vediamo che sa fare. Vediamo che sa fare. Ci sono dei meriti, però ripeto, ci sono anche dei rischi, lo sappiamo tutti quanti. Certo, ma il fatto di essere già indicati è uno stimolo per cercare di migliorare un po' tutto, no? Però può essere anche un boomerang, giusto? Se noi non saremo all'altezza, tutto il mondo non parlerà bene di noi. Ma tu sei positivo, no? Io sono positivo, ma ad una condizione, che chi governa questa città metta a disposizione di tutti coloro che vogliono veramente valorizzare questa occasione per migliorare la nostra città, metta a disposizione tutto quello che serve a tutte quelle energie positive che intendono fare del bene, senza guardare a colori politici, ad amicizie, ad interessi, ma guardando soltanto alle risorse giuste. Elio Di Bella è sempre stato così, studioso al massimo, Manlio, sin da quando era ragazzino. L'unico sbaglio nella vita che poi è diventato grillino, ma lasciamo stare, non parliamo di politica. Ritorniamo ai consumatori. Cioè, i consumatori, Manlio, sono quelli che spendono, no? Quelli che muovono l'economia, quelli che vanno al supermercato, che pagano le tasse, che insomma quelli che dovrebbero essere tenuti in grande considerazione. Io qualche giorno addietro tutti quanti abbiamo assistito alla signora Lagarde quando parlava dell'aumento del costo del denaro. Io ogni volta che parla questa signora mi si accapona la pelle, a solo pensiero di ciò che significa all'indomani mattina un aumento del denaro, specialmente per le fasce più deboli e per le realtà più difficili del nostro paese. C'è una sorta di... ho cominciato da lì perché il potere d'acquisto della popolazione agrigentina, ma devo dire in larga parte anche di quella siciliana, ma per non andare lontano restiamo nella nostra terra, il potere d'acquisto è ridotto al lumicino, perché abbiamo un basso livello di salari, poca occupazione, basso livello di salari, i pensionati hanno un reddito da pensione assolutamente insufficiente rispetto a un costo della vita che va avanti in maniera impressionante, eppure teniamo ancora un ordine pubblico ampiamente rispettoso. Perché cito questa cosa? Perché stranamente tutto ciò si scontra con una politica di prezzi che è oggi abbastanza competitiva. Cioè, se oggi noi andiamo, ci sono supermercati in giro dove è possibile poter acquistare merce alimentare e non a buon prezzo, e stranamente ti manca il potere d'acquisto. Cioè è possibile poter acquistare, se tu avessi uno stipendio di 1.200 euro al mese e hai 2 figli,
e un affitto da pagare, puoi anche fare un po' di spesa, ma poca, perché comunque giri, trovi punti vendita che hanno politiche scontistiche molto molto interessanti. Ed è molto strana questa cosa, perché quando c'erano redditi diversi, quando c'era un potere d'acquisto maggiore, questo non c'era. Adesso c'è un rapporto inversamente proporzionale tra opportunità di mercato e difficoltà di acquisto. Questa è una delle cose che noi comunque registriamo. Mi appassionava anche la discussione di poc'anzi a proposito della capacità, della caparbietà dell'Agrigentino. La capitale della cultura è un regalo inaspettato, comunque importante per la prospettiva. È ovvio che ha giocato tantissimo avere associato la problematica di Lampedusa e quindi il tema delicato dell'immigrazione, perché ritengo che se non c'era questa coniugazione, credo proprio che non avremmo potuto... È stato un valore aggiunto Lampedusa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma questo non basta, perché a spegnere un po' l'entusiasmo in questa direzione è che tutti quanti abbiamo pensato che la prospettiva di capitale della cultura potesse essere foriera anche finalmente della soluzione di alcune annose problematiche. Il tema dei collegamenti stradali, ferroviari, aeroportuali è un tema basilare. Se tu non avessi questo patrimonio immenso che è la Valle dei Templi, hai voglia che parlare di aeroporto, potenziamento di porti o raddoppi ferroviari, ma adesso è diventata una necessità indispensabile. E sentire il Presidente della Regione che interviene ad Agrigento stoppando qualunque entusiasmo dicendo no, ma l'aeroporto non si può fare perché il problema non è costruirlo, il problema è gestirlo. Il Presidente evidentemente ha sicuramente interesse a non scomodare i delicati equilibri che ci sono su Punta Raisi, dove hanno annesso Birgi, e su Catania, dove hanno annesso un aeroporto impossibile come quello di Comiso. Quindi è la politica che fa difetto, non sono gli agrigentini. Ma qua oggi il tema dell'aeroporto è assolutamente indispensabile, cioè, dobbiamo avere il coraggio di alzare la testa e pretendere un'opera indispensabile, ma è indispensabile per tanti motivi. Quanti di noi hanno ancora oggi figli che studiano, lavorano fuori e ti stringe il cuore perché li accompagni in piazza Vittorio Emanuele, in quel posto impossibile dove non so chi si è inventato un parcheggio di autobus lì davanti. Evidentemente questo doveva essere uno sprovveduto, ma credo che persista ancora la sprovvedutezza a mantenere quel parcheggio lì. E ti stringe il cuore quando tu accompagni qualcuno ancora per partire da lì per andare a prendere un aeroporto o a Palermo o a Catania, facendosi 2 ore di viaggio, 3 ore. E ti si accapona la pelle quando dici la nostra prospettiva è la capitale della cultura. Se questo dovesse essere mantenuto, hai voglia che essere definito capitale della cultura. Ma poi sai che succederà come quando passa il Giro d'Italia, che asfaltano le strade, no? Adesso siamo capitale di cultura e ci danno della possibilità di poter ampliare. Ma per non essere bastian contrari, io dico che questo è oggi un'occasione imperdibile, affinché si possano realizzare queste infrastrutture. E qui bisogna alzare la testa, quindi bisogna alzare la testa perché a rappresentare gli interessi dei cittadini in questo senso devono essere i parlamentari della nostra provincia, che devono rivendicare con forza, e se hanno bisogno chiamino le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, le associazioni degli utenti e dei consumatori, a sostenere questa battaglia, perché se è così io sono convinto che potremmo anche riuscirci. E magari Elio fra 20 anni scriverà di nuovo l'orgoglio agrigentino, si è dimostrato nella capitale della cultura. Parliamo ancora di natura, parliamo di ambiente, di alberi, di paesaggio. Domenico Bruno, com'è che nasce il vostro coordinamento, insomma, dallo spirito e dal voler vedere il verde giustamente nelle città? Lo scopo principale è di tutelare il patrimonio arboreo e boschivo cittadino e non solo, perché
i vecchi forestali che hanno lasciato un patrimonio di 16-18.000 ettari in provincia di Agrigento, adesso si va deuperando perché ci sono ogni anno diversi incendi boschivi. Va riducendo allora? Va riducendosi ancora di più, quindi questo patrimonio si va sempre assottigliando, mettendo a rischio quello che si sa, il rischio idrogeologico, l'ambiente, i nostri polmoni verdi. Quindi siamo ridotti, insomma, l'anno scorso mi sembra che gli ultimi 2 anni si sono bruciate 3.000 ettari dei 16.000 ettari rimasti. C'è stato un rimboschimento o no? No, non si fanno più rimboschimenti, qua in Sicilia non si fanno rimboschimenti, anzi l'unico rimboschimento che sta facendo era il parco archeologico che ha piantato 3.000 piante nell'area demaniale del parco. E a proposito di parco archeologico, voi avete questa bella iniziativa, il Parco della Vita, ovvero cosa? Piantare un albero per ogni bambino che nasce? Sì, questa è un'applicazione a una legge che di 31 anni fa, la legge Rutelli, che imponeva ai comuni superiori ai 15.000 abitanti di piantare un albero per ogni neonato. Finalmente ad Agrigento si è fatto? Si è fatto, sta iniziando. 2 anni fa, è un po' lontana come data. Si sta iniziando a fare, perché abbiamo chiesto a diversi comuni, non solo a Agrigento, anche a Favara, di attuare questa normativa. No? Quindi un albero per ogni bambino, un albero, però... Potremmo portare anche il nome del bambino stesso. Sì, esatto, lo scopo è quello che la famiglia adotti quest'albero, il bambino poi quando sarà grande... Quindi questi alberi poi saranno geolocalizzati con un'app e poi portare questi bambini man mano che crescono a vedere il suo albero. Qualche settimana fa voi ne avete piantati diversi? Sì, abbiamo iniziato con 20 alberi perché dato ormai era tardi, no? Abbiamo chiesto al Comune di Agrigento 2 anni fa, appena ci siamo insediati, un incontro che c'è stato, una delle proposte che abbiamo fatto è attuare questa legge. Che c'è stato risposto sì, però dopo 2 anni sarà l'apparato burocratico che non funziona bene. Comunque, fatto sta che finalmente l'ente parco, il direttore dell'ente parco ci ha messo a disposizione del comune questi 20 ettari che ci sono in queste zone di Poggio-Meta e sotto i templi, questi spazi vuoti, di integrare questi alberi che man mano... Una tipologia particolare di albero, sì. Si farà uno studio, non lo so, no, per vedere quale... Abbiamo uno studio già nostro che con la forestale, già io sapevo, perché è stato fatto un rimboschimento negli anni 70, no? Che in parte è fallito perché poi non c'è stata più manutenzione, quindi la forestale non si è interessata più e è passata all'ente parco, solo che poi nel corso degli anni questi alberi sono avvizziti, insomma. Ora grazie a questo direttore, questa direzione sta riprendendo di nuovo, ha piantato già 3.000 alberi rimpiazzando questi alberi di mandorlo e adesso metteremo ulivi, mandorlo e sotto i templi o Poggio-Meta le piante della macchia mediterranea. E poi tornando al discorso dell'albero per ogni bambino che nasce, io credo che anche il papà, la mamma, insomma la famiglia saranno ben contenti non di regalare, di donare un albero, ma di donarne diverse, perché l'albero poi è come se fosse il loro figlio gemello. Lo scopo è questo, farli crescere assieme ai bambini. Una bella cosa. Dobbiamo incrementarla questa, Domenico Bruno. Sì, speriamo che più entro l'anno, nei periodi consentiti, cioè novembre, dicembre, speriamo di piantarne almeno 500 quest'anno, tutti quei bambini nati nel 2023. E poi insomma ce ne sono tanti spazi da recuperare, spazi insomma da rendere belli, ma anche da preservare, come dicevamo prima, da un dissesto o comunque da frane, da smottamenti. Sì, non dimentichiamo che Agrigento è la città della frana, no? Quindi gli alberi che sono stati messi attorno al collo di Agrigento hanno salvato la città, perché non c'è stato da allora neanche una frana, tranne questi del viale. Perché è successo la frana? Perché le montagne erano nude, non erano conservate bene. Ma nei vari comuni avete trovato terreno fertile, insomma, le amministrazioni? Favara, l'unico comune che ha dato risposte, però ancora aspettiamo che fanno un censimento delle piante esistenti, di modo che poi integriamo quello che ci vuole.
Favara ci ha dato una buona risposta, solo che ancora aspettiamo che la burocrazia faccia il suo corso, che non dipende dall'amministrazione. No, nel senso che anche noi facciamo un sollecito a tutti gli amministratori che ci seguono, e sappiamo che sono in tanti, anche perché molti vengono anche ospiti qui a Target, di attenzionare particolarmente questo aspetto, perché è veramente bello e fa bene a tutti, fa bene a tutti. Bene, e poi parleremo magari anche di altre iniziative che state preparando, perché volevo ritornare da Carmelo Castronovo e Lampi, ci avviciniamo al 25 aprile, insomma tutta Italia si prepara per questo anniversario, la festa della liberazione. Provincia di Agrigento, come al solito ci sarà una cerimonia ufficiale. Ad Agrigento, a quanto pare, è una riunione fatta dal prefetto ieri, hanno stabilito che sarà celebrata ad Agrigento. E poi sono insomma che anche le varie realtà locali, ognuno può fare qualcosa per quanto riguarda il proprio territorio. Lampi Favara che cosa sta preparando? Ma se tu mi permetti vorrei fare una premessa, nel senso che il 25 aprile non è una semplice celebrazione, e io mi permetto di dire in particolare quest'anno e forse negli anni a venire, ma spero che non sia così, mi auguro di sbagliarmi, perché se noi oggi siamo qui, siamo in un posto dove, diciamo, la stampa e i cittadini possono dire la loro voce, i partiti, le associazioni sindacali, diciamo, siamo parte di una società che ognuno ha diritto alla parola per costruire una società migliore per tutti. Ce lo garantisce la nostra Voglio ricordare che questo non è un dono di Dio, nel senso che è imperituro. La libertà e la democrazia sono state conquistate appena 78 anni fa, non sono poi tantissimi per la storia, e non è detto chi non è per la libertà e la democrazia che non provi, certo, non magari con mezzi più sofisticati, più tecnologicamente avanzati, ma non provi a ridurre gli spazi di democrazia. Faccio un esempio per tutti: una delle più famose banche americane ha detto e scritto che la Costituzione italiana va cambiata perché è molto di sinistra. Sono atti pubblici, non lo sto inventando io, e tanto è così che negli ultimi, credo, 25-27 anni ci hanno provato in due a cambiare la Costituzione, a sovvertirla. Cioè, voglio dire che il tentativo di limitare il potere democratico della gente c'è. Questo per dire a tutti noi, me compreso per primo ovviamente, che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo sorvegliarla, che nessuno ce la garantisce se non noi stessi. Dobbiamo essere tutti partigiani? Dobbiamo essere, assolutamente sì, perché ha detto Gramsci che odia gli indifferenti sono quelle persone dove pensano che un determinato fatto non gli riguardi, invece no, c'è una famosa poesia che è bellissima, dove sono venuto a prendere un comunista ma io non ero un comunista, sono venuto a prendere un gay ma io non ero un gay, quando è rimasto solo sono venuto a prendere lui, non c'era nessuno neanche che potesse dire quello. Cioè, per dire che dobbiamo essere partigiani ogni giorno, dobbiamo fare le nostre scelte, dobbiamo avere il coraggio di difendere e non dare per assolato che sia sempre così. Dobbiamo conquistarla. Io non credo che sia un caso, lo dico con molta chiarezza, quando un senatore, o meglio il Presidente del Senato della nostra Repubblica, dice che a proposito dell'eccidio delle forze dell'Ardeatini e del perché è avvenuto quell'eccidio, dice che in fondo i partigiani avevano messo la bomba su una banda di musicisti semipensionati. Poi la Meloni ha detto che è stato uno scivolone. Detto da un Carmelo Castronovo qualsiasi, non può stare. Detto da un Presidente del Senato che è la seconda carica in Italia dopo quella del Presidente della Repubblica, questa cosa non ci può stare assolutamente.
lo dico personalmente, me ne assumo personalmente la responsabilità, non bastano le semplici scuse, ho sbagliato, perché per dire una cosa del genere o sei incosciente o sei in malafede, ognuno sceglie quale delle due cose è stato. Sempre per restare in tema delle fosse ardeatine, non è possibile che un capo del governo dice sono state uccise perché erano italiani. Non è vero neanche questo, perché sono state uccise sì, erano italiani, ma erano antifascisti, erano ebrei. C'era qualcuno non italiano. Erano ebrei e sono stati scelti, guarda caso, da un questore fascista italiano, fucilati, poi dati in mano ai nazisti. Quindi questo non diamo niente per scontato, ancora, certo, bravo, ma stiamo vigili e attenti. Siamo vigili e attenti e partecipiamo a questi eventi. In fondo, e gli eventi poi me ne dici dopo, Carmelo. In fondo, chiudo, sì. Sacrificare qualche ora della nostra vita o qualche ora della nostra scampagnata credo che ne valga la pena per difendere la democrazia e la nostra libertà. Dopo poi ti dirò... Appunto, nell'altro intervento ma ci tenevo a dire quali sono, certo, quali sono, hai fatto bene a dirlo, il tuo pensiero è sacro naturalmente, quali sono le programmazioni che farà l'ANPI di Favara per questa ricorrenza, perché adesso ci rilassiamo un po', dicevamo il nostro ospite musicale Angelo Navarra, che come prima esibizione ci ha preparato Ovunque Sarai, una bella canzone di Rama presentata qualche Sanremo fa, mi sembra. Sì, l'anno scorso, parla della nonna che non c'è più, una professoressa di italiano, quindi, e parla proprio di lei. Dedicata alla nonna. Allora. Alla nonna, sì. Bene, conquista il centro del nostro studio allora a Target Angelo Navarra. Se sarai ciò che sarò e se sarai te, ti aspetterò per sempre. Se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai non lo saprò, ma se sei tu lo sentirò. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Sarò intera, mi alzerai, se farà freddo brucerai, e lo so che mi può sentire. Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò, e nel silenzio io ti ascolterò. Ascolterò.
Grazie Angelo. Bella voce. E ritorniamo ai nostri agrigentini. Elio Di Bella ha parlato insomma della lotta per rimanere capoluogo di provincia. Qualche altro esempio che magari i più non sanno, Elio? Io volevo fare un accenno al 25 aprile, quindi alla Repubblica, per dire che purtroppo invece allora gli agrigentini votarono monarchia. Come la maggior parte del sud proprio forse. Gli agrigentini, non la provincia. Agrigento città. Agrigento città. E allora un rivoluzionario, diciamo, filomonarchico di allora fu in particolare padre Don Angelo Ginex, che condusse proprio la battaglia a favore della monarchia. E invece un grande partigiano della nostra provincia, Di Benedetto, Totò Di Benedetto, fu invece proprio tra coloro che maggiormente si impegnarono per convincere gli agrigentini anche in provincia a scegliere la Repubblica. Anche quello fu un momento storico particolarmente delicato nella nostra città, perché c'erano due forze allora che si contrapponevano subito dopo nel dopoguerra in maniera anche abbastanza forte, cioè la realtà cattolica locale, con Monsignor Peruzzo in particolare, che stava ricostruendo la democrazia cristiana, e tutto il movimento della sinistra contadina, che aveva origine in provincia di Agrigento in un evento rivoluzionario che ha coinvolto parecchio gli operai agrigentini, soprattutto i minatori, cioè i fasci siciliani, un movimento sindacale, politico di allora, che era davvero espressione della rabbia di una massa di operai che veniva trattata in maniera disumana. E allora, siccome vi fu una grave crisi delle miniere, avevano abbassato i salari e questo movimento dei fasci raccolse nel giro di poco tempo nella nostra provincia migliaia e migliaia di adesioni. In alcuni casi i fasci si presentarono anche nelle elezioni amministrative del 92 e raggiunsero importanti risultati. Quello fu un momento in cui la fascia più povera della città davvero alzò la testa contro i padroni delle miniere, contro coloro che avevano nelle mani le leve economiche della nostra provincia, e rischiarono moltissimo. Alla fine purtroppo un agrigentino, Francesco Crispi, allora capo del governo, spense quei moti, mandò l'esercito, fece lo stato d'assedio e purtroppo quel movimento venne represso. Ma non vennero repressi nella nostra provincia, per concludere questo discorso e rifarmi la tua richiesta, non vennero repressi quei valori tra i nostri operai che porteranno anche successivamente ad altre importanti lotte, come l'occupazione delle terre per esempio, e anche spesso quei partigiani di cui parlavamo erano nostri operai, nostri contadini che erano stati chiamati a fare la seconda guerra mondiale e che però appunto si riconoscevano in uno spirito, in un'ansia di libertà, di democrazia, che avevano anche maturato, conosciuto nella nostra terra perlomeno per le sofferenze che sapevano che avevano subito a causa di che cosa? Del fatto che purtroppo questa terra è stata diciamo nelle mani di gente che ha fatto le proprie ricchezze sfruttando gli operai, i contadini, i minatori e tanti altri, sfruttandoli in maniera terribile. E dunque diciamo, ecco, la rivolta dei fasci fu un momento in cui costoro insomma insieme presero coscienza, si ribellarono.
diciamo, la nostra provincia fu riconosciuta unanimemente dal movimento dei fasci siciliano complessivo come tra le più importanti, tanto che quando ho deciso di fare un congresso regionale dei fasci siciliani lo si fece a Grotte, e chi legge i risultati di quel congresso capisce come là dentro c'era uno spirito rivoluzionario, allora possiamo dirlo socialistico, che fu veramente importante. Bene. Per concludere, però, purtroppo fallito il movimento dei fasci siciliani, cominciò l'emigrazione. I nostri operai persero ogni speranza nella possibilità che si riconoscessero qua i loro diritti, capirono che non avevano più alcuna speranza e migliaia e migliaia cominciavano ad emigrare. Non so fino a che punto si ferma la tua storia, ma nel tuo prossimo intervento vorrei vedere, insomma, se anche tra fine di secondo millennio e inizio di terzo millennio, dove siamo, c'è qualcosa che può anche emergere. Ritorno a Manlio Cardella per dire, abbiamo parlato prima del potere di acquisto, insomma, della capacità di una famiglia di spendere e di cercare di avere il sostentamento, insomma, basilare, per affrontare un altro argomento, ovvero quello del costo del servizio e della qualità del servizio, che molto spesso non cammina di pari passo e ci fa odiare forse di più la bolletta che arriva. Manlio. Allora, in materia di energia elettrica, acqua, gas e telefonia, il codice del consumo ha fornito nel nostro Paese, con un apposito decreto legislativo, ottimi strumenti di tutela, perché fino a prima gestire reclami era problematico soprattutto perché oltre agli importi esagerati delle bollette l'utente doveva trovare anche i soldi per pagare l'avvocato per potersi difendere. L'introduzione del codice del consumo ha assicurato una gestione del reclamo e delle conciliazioni assolutamente vantaggiosa, molto efficace ed efficiente per gli utenti. Mi riferisco soprattutto a vantaggio delle fasce più deboli. Il mercato continua ad essere ingannevole, molto ingannevole, perché avere lasciato campo libero, per così dire, quando si dice mercato libero, mercato tutelato, ha ingannato tantissime migliaia di utenti. Il mercato libero, col mercato libero, con questa definizione, ti agganciavano migliaia di utenti nuovi, lasciavano il sicuro per andare incontro ad una incerta gestione di quel rapporto contrattuale, dove per i primi 2 mesi dice guarda abbiamo fatto bene a cambiare, sì. Alla terza bolletta ti eri accorto che eri incappato in un grosso errore, ma uscirtene aveva un costo esagerato. Invece oggi lo strumento è ideale rivolgersi a un'associazione dei consumatori, non a qualunque associazione dei consumatori, perché in giro purtroppo ci sono delle pallide imitazioni anche, per poter distinguere con estrema facilità a chi potersi rivolgere basta collegarsi con il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, digitare su ARERA e poi digitare anche, se si vuole, su cncu.it, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, e lì trovi tutte le associazioni riconosciute, quindi accreditate nella gestione di reclami e conciliazioni. Se ti rivolgi a un'associazione riconosciuta, che ha una buona dose di esperienza, e devo dire, non perché io sia il presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori, ma lo dico solo perché Vincenzo Dona, il fondatore dell'Unione Nazionale dei Consumatori, in pratica nel 1956, ancora c'era il retaggio della guerra, questo pensava alla tutela dei consumatori, cioè una persona molto innovativa, molto geniale, avanti, sì, molto avanti. Oggi c'è Massimiliano Dona che è il non plus ultra, perché oggi questa associazione riesce a fare informazione, sana informazione, utilizzando gli attuali paurosi strumenti che ti fornisce la multimedialità. Quindi tu trovi su Facebook, su Instagram,
trovi messaggi importanti che arrivano soprattutto ai giovani, i quali poi immediatamente informano i genitori. Quindi devi fare così, devi fare così papà, perché ho visto che c'è Donna su Instagram che dice ma perché alcuni scaffali hanno una posizione mentre alcuni prodotti hanno un'altra posizione, e si informano i genitori e subito ti sorge il dubbio se forse è meglio prestare più attenzione che non. Ma volevo tornare a sottolineare la questione dei reclami. Il mercato libero, è bene sottolinearlo, il mercato libero è un inganno. Per poter cambiare gestore occorre portare le proprie bollette ad un'associazione degli utenti che provvede senza ricorrere a nessun legale a inoltrare un reclamo che immediatamente non può che essere, come avviene, accettato dal gestore, il quale sa che si sta incamminando verso una eventuale conciliazione con tanto di sanzioni in sede di ARERA, perché quando ci si accorge di una cosa della quale solo alcuni esperti, diciamo come lo siamo in pochi, si accorgono. Le società queste di pronto uso, perché ce ne sono purtroppo molte, sono autorizzate chiaramente, cosa fanno? Utilizzano due diversi momenti per agganciare un utente. Il primo utente lo agganci con una voce suadente che ti spiega senza limitazioni di orario che cosa ti accade col mercato libero, quindi ti fanno una proiezione assolutamente vantaggiosa dove non devi essere nemmeno diplomato per capire che può essere un vantaggio. Quando ti agganciano e quindi hai abbandonato il gestore attuale, non passa una o due bollette massimo, ti aggancia di nuovo lo stesso gestore, ma con un telefonista che ha un atteggiamento diverso rispetto al primo. Il primo era suadente e tranquillo e ti lasciava il tempo anche di fare qualche domanda. Il secondo, trascorsi 3 mesi dal vantaggio del mercato libero, dall'offerta, il secondo invece ti prepara sostanzialmente ad avvisarti che è successo qualcosa, sta cambiando la tariffa, quindi cambierà il tuo rapporto contrattuale, ma avviene una vicenda che avviene in meno di 90 secondi. Non hai nemmeno il tempo di dire scusi, non ho capito bene cosa mi succede. Quindi ci sono atteggiamenti ingannevoli, che si chiamano anche così, e che poi di cui ci si accorge quando, a distanza di pochi mesi dal contratto vantaggioso, ti arriva una maxi bolletta. Te ne arriva più di una e ti accorgi che devi necessariamente ritornare a cambiare gestore, cioè devi ritornare al mercato libero, al mercato tutelato. L'intervento alle associazioni dei consumatori devo dire che statisticamente è ampiamente risolutivo. Bene, complimenti e buon lavoro allora in questo senso. Carmelo, ritorno alla domanda iniziale. Cosa l'Ampi Favara sta preparando, oltre che alla partecipazione naturalmente alla manifestazione provinciale nel piccolo di Favara? Noi quest'anno abbiamo preparato 3 momenti. Uno ormai è diventato classico, uso un termine magari forte, storico, perché da 7 anni che lo facciamo, con tutti gli istituti scolastici di Favara. Dalla cantina di promozione. Noi abbiamo a Favara 7 istituti scolastici, 4 comprensivi e 3 superiori, e da 7 anni ormai celebriamo sia il giorno della memoria, sia la festa della liberazione, sia anche qualche volta l'abbiamo fatto la festa della Repubblica, ma sono feste ovviamente che tutti convergono verso un punto, con l'impegno delle direttrici. Sono tutti dirigenti donne a Favara, su 7 istituti abbiamo 7 donne, dirette in maniera eccellente, con insegnanti che si impegnano in maniera straordinaria. Abbiamo fatto il giorno della memoria il 27 di gennaio di quest'anno, che è stato di un livello, non lo dico per parte, ma diciamo ci sono anche ricerche storiche. L'Istituto Guarino di Favara ha fatto una ricerca storica sull'ingresso degli americani, che nel quel di Canicattì, quindi non lontano, hanno commesso pure degli abusi
Consideriamo che era un periodo di guerra, però anche chi ci ha liberato, diciamo, non è stato, hanno commesso pure qualche altro errore gli americani, però non in questo momento. Allora dicevo, andiamo alla manifestazione. Istituti scolastici, purtroppo per una serie di coincidenze scolastiche lo celebriamo il 21, che è un martedì, perché è l'ultimo giorno utile per le scuole, in quanto poi ci sono i famosi ponti. Quindi 7 istituti scolastici con gli interventi degli alunni, preparati ovviamente dai docenti, al castello di Chiaramonte, con la presenza del sindaco. In pratica gli organizzatori siamo l'Ambi e l'Istituto Marrone, che è un partigiano ormai diventato famoso a Favara, insignito pure della medaglia d'oro da Mattarella un mese fa, e gli studenti, dicevo, interverranno e parleranno, ogni scuola ha scelto un proprio argomento, parleranno di Tino Anselmi, parleranno di Pertini, insomma ovviamente di personalità attinenti alla liberazione. Nel pomeriggio della stessa giornata, insieme all'amministrazione, qua ritorno all'argomento di poco fa, Favara nel tempo, negli ultimi anni, ha dedicato alcune vie a alcuni partigiani. Quest'anno abbiamo deciso di aprire la targa ai partigiani, uno dei quali appunto è Giuseppe Moscato, che ha avuto intitolato una via, ma sono 7, quindi faremo il giro di tutte e 7, Calogero Marrone compreso, che ha avuto dedicato una piazza. Praticamente si farà un tour. Faremo un giro di tutte queste strade. Tutte le strade che sono state intitolate a dei partigiani saranno visitate perché Carmelo lo ha detto, cioè da pochi giorni, qualcuno magari un po' prima, qualcuno dopo, ha avuto la tabella, perché prima non c'era la tabella con il nome. In tempi diversi abbiamo, e quindi si farà questo. L'amministrazione ha dedicato le vie a questi partigiani. Vedremo nel tempo di ovviamente dedicare altre vie ad altri partigiani che abbiamo a Favara. E si arriva in piazza Marrone, che sarà il clou della manifestazione. La piazza, l'ex piazza della Vittoria, non so per chi conosce Favara, che l'abbiamo cambiata tra la precedente amministrazione e l'attuale amministrazione, adesso si chiama piazza Calogero Marrone. Il giorno 25 invitiamo tutti i cittadini ad essere presenti, per questo dicevo poco fa, dedichiamo un'oretta del nostro tempo a un momento di ricorrenza della nostra libertà, e quindi il giorno 25 mattina l'Arci, l'Istituto Marrone e l'amministrazione metteremo una colonna dell'oro in piazza Cavour, brevissimi interventi semplicemente per ricordare che il giorno della liberazione è un giorno di tutti. Il nostro titolo quest'anno è stato "Il fascismo non è un pensiero, è un reato". È un reato perché la nostra Costituzione ha deciso che la nostra Repubblica nasce sull'antifascismo, e io chiudo facendo una domanda da cui ognuno si risponde, cioè come sia possibile che un deputato della Repubblica Italiana non riesca a dire di essere antifascista, considerato che giurano sulla nostra Costituzione. È assurdo, ma succede nel 2023, non succede 50 anni fa. Nel 2023 qualche deputato intervistato da qualche giornalista, chiedendogli di dire se è antifascista, ma sai, il fascismo, ci girano intorno ma non riescono a dire di essere antifascismo. Si dà la propria risposta. Ecco, ognuno si dia la propria. Per questo ritorna il discorso di sorvegliamo. Bene, ritorniamo ai nostri alberi, al nostro coordinamento, perché c'è anche un'altra bella iniziativa che voi state preparando, ovvero quello di fare un parco in memoria del giudice Livatino e delle altre vittime di mafia. Domenico Bruno. Sì, dove c'è la stele del giudice Livatino, adesso beato, abbiamo avuto in concessione da parte dell'ANAS quasi 5.000 metri quadri di terreno, e su questi terreni dovremmo realizzare questo parco della memoria dell'impegno dedicato al giudice beato Livatino, perché
dove è stato ucciso praticamente non è dove c'è la stele, bensì là sotto dove c'è adesso hanno fatto un ponte che veramente non è dignitoso per la morte che ha fatto questo giovane magistrato che ho avuto la fortuna di conoscere e di collaborare con lui proprio per i reati ambientali che lui perseguiva con molta efficacia. E quindi noi prossimamente speriamo entro l'estate di bonificare questa attraverso una sottoscrizione che faremo alla presenza del Vescovo, del Prefetto e dell'Associazione Nazionale Magistrati. Spero di portare avanti attraverso anche questo progetto che abbiamo presentato all'ANASI che ci è stato approvato. Questo bonifica e donazione di alberi sempre, perché noi il nostro scopo, anche perché lo dicevo il giudice Beato Livatino era sempre un amante degli alberi pure lui, e quindi faremo, spero entro l'anno, se arriverà a fare, diciamo, insomma, a realizzare questo progetto. Normali cittadini possono fare qualcosa per aiutarvi? Sì, c'è un codice IBAN che io lascio qua alla presenza, che una sottoscrizione, sì, che possono fare i cittadini, anche €1, €2. Chi vuole regalare un albero è ben accetto, perché dobbiamo mettere alberi della macchina mediterranea. Vedo qui che c'è il sito www.parcolivatino.it, esatto, sì. Quindi lì dentro troveranno tutte le indicazioni. Sì, abbiamo fatto un conto corrente con il Banco Intesa San Paolo, Banca Prossima. Quindi chi ha questo cuore verde, ecco, diciamo così, ma anche uno spirito civico per questo parco in onore del beato giudice Livatino e di tutte le vittime della mafia, collegandosi nel sito www.parcolivatino.it troverà tutte le indicazioni per poter fare l'eventuale donazione. Sì. Perfetto, bene. Teneteci informati, insomma, sul prosieguo di questa vostra attività. Faremo una conferenza stampa alla presenza del prefetto, del vescovo e dell'associazione nazionale. Saremo sicuramente presenti. Grazie. Elio, ti dicevo, abbiamo qualcosa proprio di recentissimo da poter spulciare in questa storia da riscrivere, o dobbiamo andare per forza lontano? No, io nel libro rimango un po' distante rispetto all'attualità, perché uno storico deve lasciare decantare, deve lasciare far passare un po' di tempo prima di poter giudicare, però rispondo volentieri alla tua domanda dicendo innanzitutto che ognuna di queste rivoluzioni sono state per questioni molto concrete, non ideologiche, proprio concrete. Io parlo di una rivolta del pane nel 1600, che tra l'altro vorrei dire per inciso che a seguito di queste rivolte, dopo che finalmente in Sicilia finì la carestia e tornò il pane, è allora che nacque la benedizione del pane per San Calogero e quella festa di lanciare il pane sul santo, perché era la felicità degli agrigentini che avevano ritrovato il loro alimento fondamentale, il pane. Agrigento è sempre stata un territorio granaio veramente per molti regimi. Allora, per esempio, molto concreto, poco fa parlavamo dell'occupazione delle terre. Più di recente noi abbiamo avuto alcuni episodi importanti. Adesso io non sto a dire se sono d'accordo o non sono d'accordo, però l'episodio c'è stato, ecco, l'episodio c'è stato. Vogliamo dire la reazione degli agrigentini, comunque diciamola, si pensi intorno alla questione del rigassificatore, oppure quando ci siamo comunque ribellati all'idea di chiudere l'ospedale per la famosa questione del cemento depotenziato. Ricordo che quando noi eravamo studenti, molto concretamente le lotte d'allora degli anni 70 era per l'edilizia scolastica, no? E soprattutto per quello scendevamo in campo, perché stavamo in istituti diciamo in affitto, che non avevano nulla di un edificio scolastico. Ma poi ad Agrigento abbiamo avuto importanti lotte, per esempio delle donne ad Agrigento, perché la condizione femminile è stata sempre parecchio difficile in una società che è stata terribilmente maschilista e con una mentalità molto dura nei confronti della condizione femminile. E addirittura, per concludere questa cosa, ti dico che
non è vero che le donne prima non denunciavano gli stupri e le violenze e che accettavano tutte quante di sposarsi dopo essere state violentate o altro, eccetera, eccetera. Io ho trovato molte sentenze penali della fine dell'Ottocento dei nostri tribunali di Agrigento in cui ci sono donne che denunciano il proprio stupratore e non accettano di sposarlo e finisce bene per loro perché vincono le cause. Ma così detto tra noi, la vita di topo d'archivio com'è? È bella? Allora, come dire, quando tu vai per la città, no? E hai avuto la possibilità, attraverso questi studi, no? Di capire che la facciata di quell'edificio è stata fatta da Politi e hai letto i documenti, tutta la fatica, tutto l'iter per arrivare a quella cosa lì, no? O che Porto di Ponte prima non era così ma era altro, eccetera, eccetera. O quello che era e come è nata la Villa Garibaldi, tu la vita in città la vivi in maniera diversa. Assolutamente sì, capisci molto meglio le pietre che stai calpestando e quello che stai vedendo attorno e perché quella cosa è nata così oppure è stata distrutta, come fu distrutta la Villa Garibaldi e tutto il resto, ma la Villa Garibaldi è stata una cosa che hanno fortemente voluto gli agrigentini perché il sovrano non ci diede una lira per realizzare questa villa, tutto fu fatto da agrigentini che diedero di tasca proprio, quelli che avevano crediti con il comune rinunciarono per fare la villa che poi si chiamava allora Maria Teresa, poi Garibaldi. Il principe d'Aragona regalò statue eccetera eccetera e quindi fu una cosa che questo territorio gli agrigentini lo hanno amato, alcuni, altri lo hanno saccheggiato. Oggi, dicevo, in occasione di Agrigento, capitale della cultura, le forze migliori, sane, eccetera, eccetera, devono essere sostenute in questa circostanza affinché rinascano cose che abbiamo distrutto, no? Il Parco Icari, perché noi facciamo belle cose, poi il potere... Non l'abbiamo mai utilizzato veramente. Sì, ma perché non c'è manutenzione? Certo. Molte cose da Agrigento sono andate perché chi doveva fare manutenzione non ha fatto manutenzione. Ha lasciato che tutto... Perché il problema era semplicemente quello di avere finanziamento, far lavorare le imprese amiche, mettere su una cosa e poi... Entra il discorso grillino, vabbè dai, lasciamo stare. no, hai visto perché ha preso il 60 Valli, vero? Perché è proprio uno che ci tiene veramente. Se ricorda il liceo dell'Assemblea. Volevo aggiungere un elemento di ricordo. Sì. Negli anni 60, nel 66, ci furono delle lotte per l'assegnazione delle terre davanti al Genio Civile di Agrigento e allora lavoratori venivano spontaneamente a rivendicare anche il diritto all'assegnazione di terre in quel periodo, ma poi questi trascorsi sindacali sono stati quelli che hanno portato alla realizzazione delle aree industriali, di ciò che era l'industria allora a Porto Empedocle, la Laterizia Agragas, la Grandi Lavori, l'Italcementi, la gestione dei sali potassici. C'è stato un periodo in cui tra gli anni 60 e gli anni 80 l'Agrigentino si è distinto anche per la capacità di rivendicare il diritto al lavoro. Bene, allora ci avviamo alla chiusura di questo nostro incontro, spero come dicevo che sia stato di vostro gradimento. Adesso diamo di nuovo la parola, anzi il microfono a Angelo Navarra, però voi preparatevi per un saluto particolare, come si fa a Target, magari qualcuno di voi lo sa, qualche altro se non lo sa glielo dico io, cioè non basta dire grazie, buongiorno, arrivederci, no, dovete farlo con un pensiero, con una frase, con un buon proposito, insomma, con un qualcosa che sia un po' più di sostanzioso e che naturalmente sia anche relativo al vostro essere qui con noi. Angelo, che cosa ci fai sentire? Allora, io ci ho portato due canzoni di diverse generazioni, una dell'anno scorso. Quella di Rama che abbiamo ascoltato. Di Rama, sì, e questa che si aggira nel 1938, nel 1940, che molti artisti hanno cantato, di un musicista, un chitarrista che parla della sua chitarra. Infatti il titolo è Suona chitarra.
Allora di nuovo qui al centro dello studio di Target, per voi Angelo Navarra. Suona chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o accompagni canzoni suonate fra il riso ed il pianto. Oh mia chitarra, suona chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata. Suona chitarra, quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra di venti più forte del vento. Oh mia chitarra, ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava, per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra, passate a cantare per la gente che non respirava, per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia Angelo, complimenti, e inizio proprio da te con i saluti e magari un invito a chi ha questa passione di poterla coltivare e andare avanti. Angelo, col microfono. Sì, senz'altro, viva la musica,
viva la musica è tutto. Grazie Salute. della partecipazione a Angelo Navarra. Grazie della presenza e della partecipazione a Domenico Bruno, presidente provinciale di Conalpa. Grazie dell'invito e mi auguro vivamente che i cittadini agrigento amino di più il verde, il patrimonio boschivo che ha salvato sempre la città, ripeto sempre, e che sia la memoria di questo grande giudice che ha dato la vita per la legalità, contro la mafia, contro gli interessi distorti che c'è, e quindi speriamo che ci sono sempre purtroppo e che non finiscono mai, e speriamo che con la nomina del capitale della cultura di Agrigento nel 2025 il popolo possa veramente progredire come merita. E amare di più gli alberi e il paesaggio. E amare di più la natura, gli alberi e la Valle dei Tempi. Grazie a Manlio Cardella, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Che sarà vicino a tutti coloro i quali sponsorizzeranno, si adopereranno per la realizzazione dell'aeroporto Valle dei Templi ad Agrigento, e mi auguro soprattutto che tutti i consigli comunali della provincia di Agrigento adottino una delibera di impegno in tal senso, perché partecipare ad un'operazione dignitosa come questa, oltremodo necessaria, è un atto di giustizia verso la nostra terra, verso ciò che noi rappresentiamo. Grazie a Elio Di Bella, storico, ricercatore, studioso, per la sua storia da riscrivere. Facciamo in modo che il nostro patrimonio culturale costituisca per i nostri giovani, no? Una ricchezza tale in modo che possano lavorare qui, affermarsi qui, non dover andare all'estero, e in modo che anche quei giovani che sono dovuti andare all'estero possano ritornare ad Agrigento e lavorare nella nostra terra e nel nostro patrimonio culturale. Grazie a Carmelo Castronovo, presidente di AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Favara. Grazie per l'invito, io volevo fare un accostamento con un grazie ad entrambi, ovviamente, tra i partigiani che hanno dato la vita, ma anche quelli che sono riusciti a sopravvivere, ma l'accostamento anche con i nostri talenti di oggi, che ci danno un benessere in maniera diversa, ma contribuiscono entrambi a farci stare bene nella democrazia e nella libertà. Grazie ai nostri ospiti per la loro presenza e partecipazione, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.